Benvenuti alla lezione numero 8 della sezione improvvisazione. E allora, voltiamo pagina, a pagina 94 abbiamo, come ho detto nella chiusura della lezione precedente, anche stavolta le crome, quindi sono figure più rapide che richiedono una prontezza di riflessi maggiore. Ecco perché meglio scrivere molto ed esercitarsi come fossero degli studi. In pratica è un'analisi anche che facciamo su una melodia che è provvista di note di riposo e note di tensione. Andiamo a vedere il numero 12, quindi il solito giro di Do per essere ancora tranquilli, e osserviamo innanzitutto i segni. L'asterisco indica le note di riposo, la T invece la nota di tensione. Leggiamo sul pentagramma, quindi abbiamo sul Do maggiore Mi, Sol, Do, La come prime 4 note, i primi 2 movimenti, quindi le prime 3, Mi, Sol, Do, sono note con l'asterisco perché sono le note dell'accordo, e poi abbiamo l'ultimo ottavo, La è una tensione sul Sol, che è un'altra nota di riposo, e poi sul quarto movimento, vedete, c'è il Si con la T, osservate quindi sul numero 12 del pentagramma, del manuale, c'è la T che va a fare un approccio diatonico inferiore, perché poi sulla minore c'è la prima croma della seconda battuta, che è il Do, quindi una nota di ancoraggio, che però velocemente passa per una nota di tensione, il Si con la T, per l'ancoraggio asterisco sull'A. Poi abbiamo una semiminima con il punto asterisco, quindi ancora ancoraggio, siamo in La minore, il Mi è la quinta, poi tensione, ancoraggio diatonico superiore per la nota di approccio Fa sul Re minore, prima croma della seconda battuta, quindi Sol tensione e Fa asterisco, quindi riposo, tensione Sol, quindi approccio diatonico inferiore Sol La, asterisco, e poi abbiamo approccio diatonico superiore Mi Re al terzo movimento, quindi riposo, poi tensione Do sul quarto movimento semiminima che risolve sul Si, che è una minima, quindi 2 movimenti, un asterisco, terzo grado di Sol maggiore, e poi abbiamo 4 crome, terza battuta, Sol asterisco nota dell'accordo, passa per l'approccio diatonico inferiore il La che sale sul riposo Si, e poi ancora quarta croma Re, e poi abbiamo ultima battuta Do ancoraggio, Re tensione, quindi diatonico superiore, approccio diatonico superiore per scendere sul Do, quarta croma Si che risale al Do, approccio diatonico inferiore per la nota di riposo. Quindi osserviamo adesso come suona questa frase, ce la contiamo, ce la studiamo e vi mostro sulla tastiera. Allora, dopo aver quindi riseguito l'analisi con i segni qua sul rigo, tensione e riposo, andiamo adesso a contare ciò che è scritto, quindi farlo bene a tempo. Quindi è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Insieme alla sinistra, giro di Do, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E insomma, come avete visto, sembra una melodia di qualche canzone, di qualcosa, insomma, quindi alternando le crome, le semiminime, le minime, le semiminime col punto, e quindi posizionando varie note di tensione di approccio diatonico inferiore o superiore, alternandole con le note dell'accordo, quindi tutte note di riposo, ecco che vengono fuori, viene fuori quell'equilibrio tra tensione e riposo di cui vi ho parlato sulla prima lezione di questa sezione.
che è la cosa quindi fondamentale. Quindi quello che vi invito a fare è scrivete altri righi, buttate giù una progressione armonica e fate alternare queste soluzioni. Bene, vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi rimando ancora alle altre lezioni, buono studio e buona musica, grazie.